Erano circa le 13:30 quando lungo la statale Romea a Lova di Campagna Lupia, Maria Pia Donega, 63enne residente a Rosara di Codevigo, è morta in un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con un auto articolato ed entrambi i mezzi, dopo il violento impatto, sono usciti di strada. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con squadre da mira e mestre con l'autogru per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre la 63enne. Ma nonostante l'intervento tempestivo anche dei soccorsi del SUEM 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per la deviazione del traffico rimasto bloccato a lungo e i rilievi. Nel frattempo si sono formate code lunghissime in entrambi i sensi di marcia, con gli autobus che accumulavano ritardi importanti. La vittima dell'incidente insegnava a Marghera.